Mercoledì 18 dicembre a Pramaggiore si è svolta la tradizionale cena di Natale con la fattiva e indispensabile presenza dell'assessore alla mobilità e infrastrutture della Regione Veneto, Renato Chisso. Ogni anno, infatti, la cena è diventata ormai un appuntamento fisso di convivialità e di confronto umano tra i numerosi partecipanti. Tanti gli esponenti politici presenti alla cena che ricoprono cariche amministrative. La serata è stata un'occasione di festa per tutti e un momento di distensione all'interno del percorso annuale, un incontro spontaneo tra molte persone, un momento di comunione per scambiarsi auguri e consigli, saluti e necessità, speranze e timori per un futuro ancora incerto. La cena è stata la chiave di volta del successo della serata, le buone relazioni hanno bisogno di serenità ed il buon cibo è stato un collante determinante che ha creato un clima amichevole e condiviso tra i numerosi conviviali intervenuti. La serata si è conclusa con gli auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo che l'assessore Renato Chisso ha voluto porgere a tutti i cittadini intervenuti. Assessore, è finito l'anno 2013, come lo vede il 2014? Io sono sempre positivo, quindi la mia considerazione è questa: peggio di questo non si può andare, quindi si può solo crescere. No, io credo sul serio che recuperando un po' di fiducia, recuperando un po' di speranza, credendo nel buon Dio, il 14 sarà un anno sicuramente migliore. Lei dice che finirà anche questa crisi economica che ha distrutto un po' le imprese del Veneto, oppure vede che ci potranno essere altre problematiche nel 2014? No, io credo che all'inizio del 2014 ci saranno le code della crisi, quindi ci sarà un po' da ballare nei primi 2 o 3 mesi, poi io sono convinto che qualcosa cambierà. Non ho dati economici, so solo che la fiducia delle persone, la fiducia e la voglia di fare delle persone questa volta prevarrà, anche se abbiamo sul collo questa Europa che ci sta affamando. Io credo che già con le elezioni europee che avvengono nel maggio sapremo dare una forte lezione e dire basta a questa Europa che ci sta affamando. E un augurio di buon Natale e felice anno nuovo ai telespettatori di Piave TV, ce lo vuole dare? Assolutamente sì, a tutti voi un buon Natale e soprattutto un felice anno 2014. Credete che c'è la possibilità di andare meglio, non perdete le speranze, recuperiamo le certezze e andiamo avanti a lavorare così come abbiamo sempre fatto, e questa è la miglior medicina per le tristezze di oggi.